Buongiorno a tutti dalla redazione della Voce di Rovigo, Rovigo in diretta. Siamo in collegamento con Marco Terrestri che ci darà le anticipazioni di questa terza giornata di campionato di rugby Serie A Elite, dove la FMCZ Rugby Rovigo Delta giocherà a Viadana. Insomma, dopo la vittoria, la prima vittoria, la seconda giornata ottenuta contro Colorno, adesso c'è sicuramente voglia di dare delle conferme dopo quel successo, il primo in campionato dopo lo scivolone al debutto. Quindi sentiamo da Marco Terrestri le anticipazioni di questa partita. Hai detto bene Mattia, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. C'è voglia di continuità, c'è voglia di proseguire la bella prestazione ottenuta 7 giorni fa in quel di Colorno. Si giocava a Parma, ricordiamo, e oggi lo Zaffanella, la FMCZ vuole sicuramente proseguire in quel trend. Lodi è stato molto contento degli allenamenti in questa settimana, visto che c'è voglia di far bene per quanto riguarda la squadra, e quindi oggi si aspetta non solo l'ottima riuscita della partita, ma anche un ottimo risultato. Una FMCZ che si va a schierare in campo ovviamente con la migliore formazione possibile in questo momento. Viadana che sicuramente non è da sottovalutare, Viadana imbattuta perché ha vinto la sua prima partita e poi ha pareggiato successivamente contro il Petrarca Padova, e quindi bisogna stare attenti a un Viadana che sicuramente del proprio stadio alla Zaffanella vuole fare fortino e sicuramente vuole portarsi a casa minimo i 4 punti della vittoria. Però il Rovigo arriva lì da campioni d'Italia. La squadra di Gilberto Pavan, quindi stiamo parlando di Viadana, schiererà Suase, Bronzini, Ornellana, Iannelli, Carducci, Roger Farias, Gregorio, Ruiz, Locatelli, Boschetti, Mannucci, Schinchirimini, Urbina, Lucardi e Mistretta. La FMCZ Rugby Rovigo Delta invece ha deciso di avere una formazione a carattere veramente un 4x4 lanciato, e quindi per quanto riguarda Lodi va a schierare Sperandio, Vaccari, Diederic, Uncini e Sarto con Actins alla mediana di mischia e alla mediana di apertura, mediana di mischia Visentine, quindi cambio con Chilone rispetto a 7 giorni fa, e poi Casado Sandri, Duccio Cosi, Meggiato, Steolo e Ferro, il capitano in seconda linea, Schwanepun, Giulian e Leccioli per andare a completare la prima linea. In panchina vado a sedere Ferraro dalla sala Walsh per la prima linea, Murno, Sironi, Lubian come seconde e terze linee, e 2 tre quarti con Dogliani e Chillone. Questo è il quanto. Noi saremo in diretta sulle frequenze di Delta Radio all'interno di Domenica Sport dalle 15:30, quindi vi aspetto lì e mi raccomando, forza Rovigo per tutti. Riprendiamo il collegamento e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito durante questo prepartita.